Siamo con Stefano Dal Santo, protagonista di questo Breganze Bassano. Stefano, ho sottolineato in telecronaca che la tua condizione fisica è sempre ad alto livello, come abbiamo anche detto in una tua intervista, però bisogna dire che nelle ultime 2 settimane probabilmente è aumentata notevolmente. Sappiamo che sei un giocatore di esperienza, c'è un appuntamento importante che si sta avvicinando, è come un vero giocatore che ha fatto anche il professionista, come più volte hai ricordato tu, quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. No, sì, diciamo che quando fai gol è sempre bello, però io non do tutto questo peso ai gol, ma mi interessa fare una bella prestazione, aiutare i miei compagni, poi il gol a volte sì lo si fa anche da soli, ma con l'aiuto di un passaggio e questo è così. E la partita stasera non era per niente facile, soprattutto con alcuni blu che magari c'erano o non c'erano, questo non lo so, però sai, quando sei uno in meno bisogna tenere il risultato e questa sera siamo riusciti a farlo. Poi loro avevano una difesa bassa in cui lì se non sei attento, non sei veloce nei passaggi, rischi di prendere un contropiede o anche un gol come è successo che ha riaperto la partita, un autogol diciamo su una deviazione, ecco, quindi siamo stati bravi dal più grande al più piccolo a continuare a crederci, soprattutto nel secondo tempo, perché il primo tempo appunto è stato duro. Mi hai dato l'ennesimo assist giusto per questa sera, proprio hai sottolineato l'importanza comunque di essere una cosa unica tra più grandi, più piccoli, più esperti, più giovani. È importante, adesso so che non ti piace che lo sottolineo, però comunque 6 gol di Dal Santo, che abbiamo detto anche in telecronaca, da tanti anni pilastro di una difesa. Trovare il sesto gol penso sia di motivazione anche per i più giovani, che la volontà ti può portare a migliorare e non si è mai finito di migliorare. Oh no, sicuramente adesso ho appena fatto 30 anni e mi sento diciamo vecchio in questa squadra, ma in realtà potrei andare avanti ancora parecchi anni. Però i gol sì, sono sempre bello farli, soprattutto quando li dedico a mia figlia, ecco. Però ripeto, quando c'è un bel gioco di squadra le vittorie vincono, quindi questo è l'importante. Poi ci sta anche che l'attaccante o anche io magari se sbaglio qualche gol usciamo dispiaciuti, ma questo fa parte della vera voglia dell'atleta di buttare sempre dentro il gol e di vincere le partite, ecco. Sì, questo è sicuramente, come ho detto prima, un esempio bellissimo e ottimo per i ragazzi più giovani. Grazie Stefano e veramente complimenti. Grazie.